Che bilanci 2017? Dal punto di vista economico buono, perché abbiamo un attivo anche se di poco, anche perché che la nostra politica, quella che se avanza un euro deve essere spesa per il benessere della struttura. A seconda abbiamo ovviamente puntato a migliorare sempre di più la qualità del servizio che noi diamo. Abbiamo fatto anche degli investimenti importanti. Diciamo che l'eredità è importante, è un'eredità molto impegnativa per gli altissimi livelli che i servizi che la Stella Polare offre e ha offerto in questi ultimi 13 anni. Il compito mio e nostro, perché poi siamo in 3 nel Consiglio di amministrazione, è quello di cercare di portare avanti questa passione, perché noi ereditiamo un impegno, ma ereditiamo anche una passione delle persone che ci hanno preceduto. Oltre al bilancio sociale e ai numeri c'è questa attenzione per le persone. Sì, cioè le persone qui sono veramente al centro di tutti i servizi che vengono offerti all'interno, ma anche della nostra comunità. Intanto vorrei dire che i familiari sono molto contenti, però li seguono anche molto, vengono spessissimo. Poi ci sono i volontari, l'AVO è presente tutti i giorni con 2 operatori, uno al mattino e uno al pomeriggio. Un bilancio in totale sinergia tra pubblico e privato. Assolutamente sì, questa è una sfida che Stella Polare porta avanti dalla sua nascita, quindi dal 2006, quella di mettere insieme le esigenze del pubblico, quindi della casa di riposo di proprietà del comune di Sestri Levante, con la professionalità del privato che opera all'interno della casa di riposo.